Come here, ass. Fuck. Nella puntata precedente, la vita di Mario, noto conduttore dell'MTG, è sconvolta da una serie di eventi drammatici. L'emittente per cui lavora viene rilevata da una misteriosa multinazionale capitanata dal temibile Lord Micidial, che inserisce uno sponsor nella diretta del TG. Mario non ci sta e vorrebbe andarsene, ma una penale di 4 milioni di euro nascosta in diagonale nel suo contratto gli impedisce di dimettersi. Ma stiamo scherzando? Come se non bastasse, Paolo Buonanima, direttore dell'MTG e padre putativo di Mario, scompare nel nulla e Carolina, la sua segretaria, appare in evidente stato di shock, mentre Jenny, l'orrenda truccatrice, sostiene di essere incinta di Mario. Incinta! Ma questo sarà il polpettone che ti sei scofanato ieri sera. L'unico modo per Mario di lasciare il TG è trasformare in giornalista Ginetto, il figlio di Lord Micidial, un ragazzo apparentemente privo di intelligenza, anzi senza apparentemente. Papà, perché mi hai lasciato dentro la macchina? Soffro di chiusofobia. E ora gustiamoci insieme ai fratelli Peluria la seconda puntata di Mario. Bene, ci siamo tutti. Manca solo il nostro caro Salvo Errori che da esemplare giornalista qual è si trova già sul luogo del servizio. E invece a Marino Mallo verifichiamo se funziona il collegamento da Sydney. A Marino, mi senti? Sì, vi sento benissimo, sono a Sydney. Benissimo, grazie. A voi. Perfetto. Come tutti voi sapete, da oggi il nostro amatissimo TG avrà un nuovo presidente, che ora ci parlerà senza troppe cerimonie. Diamo un caloroso benvenuto a Lord Micidial. Sarò breve. Grazie. Papà, ma perché mi hai tenuto qua dentro un'ora? Lo sai che soffro di chiusofobia. Lui è mio figlio Ginetto. Per ora è soltanto un demente. Ma grazie a Mario che ha accettato di istruirlo, diventerà il miglior giornalista d'Italia. Meglio di Magalli. Ora però è tempo di mettersi al lavoro per questa nuova edizione. So che il vostro direttore, Paolo Buonanima, è misteriosamente scomparso. Per il momento prenderò io il suo posto. Ma almeno è iscritto all'albo dei giornalisti? Ecco fatto. L'ultima cosa, non so cosa voglia dire MTG, ma da oggi la M starà per Micidial. Micidial Corporation. Dalle scorie radioattive alle energie rinnovabili. Dalla produzione di sigarette alla cura per il cancro. Dalla vendita di armi nucleari all'impegno pacifista. Al di là del bene e del male, 34 aziende unite per il profitto di qualcuno. Micidial Corporation. Creiamo problemi. Guarda in e che troviamo mani siamo la finiti, soluzione. guarda. Che bello che sei tornato, amore mio. Sì, perché sono stato costretto, Con ricatto. Ma sai che ho prenotato un'ecografia? Ancora con sta storia della gravidanza. Ma lo capisci, Jenny, che non ci sono stati presupposti tra di noi? Non c'è stato... Ma io me lo sento. Ho anche la nausea e vorrei sapere se è maschietto o femminuccia. Guarda che i polpettoni non hanno sesso, Jenny. Mario, 228 secondi. Senti, piuttosto prenota una lavanda gastrica, Dritto per dritto, mi raccomando. Consiglio d'amico. Ciao.
Niente, Buonanima non risponde. Carolina è ancora sotto shock. Poi ho passato 3 ore con Ginetto a dirgli che mi deve seguire, che tutto il tempo, che deve stare dietro di me come un'ombra. E adesso dov'è? Mario, Ginetto è qua, Dov'è? lì. Vado bene come ombra? Sono abbastanza scuro? Ah, giusto, bravo, vai benissimo. Adesso dai, seguici che facciamo le scale. Vieni. Guarda che roba questa M, guarda. Senti, basta però adesso, eh. Perché sto andando male? No, non sei andato male, sei andato benissimo. Hai superato il primo livello, eh? Beh, primo livello! Però adesso ti metti a fianco a Michelangelo e gli stai vicino per tutta la puntata, ok? Lì. Arrivo alla scaletta. Ah, grazie. Scusate, cos'è sta roba del fumo? Eh? Mario, il nuovo sponsor, non c'è più la grumina. Ma come il nuovo sponsor? Questo programma è offerto da... Bravi! Bravissimi, che ballo! Che canto! E che aforismi! Sa cosa le dico, commendatore? Dica. Che un plauso va fatto anche alla comparsa Rocco Pieretti, che non mi pento di definire mastodontico. Ben detto, colonnello! Mi ha tolto le parole di bocca! Colonnello, ma che fa? Fuma ancora i candelotti di dinamite? È quello che passa il convegno, commendatore. Io, al contrario, mi danneggio gradualmente, con queste bacchette fumanti. Dalle sorgenti del Sud Americhe arrivano le bacchette fumanti, puro piacere inalatorio con danni polmonari. Ah, che portentosa dipendenza! Ne voglio tante altre! Tenga! Bacchette fumanti, muori responsabilmente. E ora MTG con Oscar Carogna, Gio Cagnaccia, Salvo Errori e il pluritelegattato Mario. Cordiale buongiorno dal amici di AlTG. Ieri giornata memorabile per il paese perché nessun politico italiano è stato incriminato. Ce ne parla il nostro Salvo Errori. Sì, Mario, sembra un film di fantascienza e invece è tutto vero. Era da prima di Mani Pulite che non passasse giorno senza che un politico finisse al gabbio o commettesse un atto criminoso. E invece sembra che sia successo proprio ieri. È uno schifo! Mi vergogno di essere italiana! Questa classe politica non ci rappresenta più. Già dalla mattina erano scattati i primi allarmi quando nessun avviso di garanzia era arrivato a destinazione. E poi nel pomeriggio le prime proteste. Ma quando la situazione stava per degenerare, ecco scoperto l'arcano. A causare l'incidente solo un inaspettato sciopero delle poste. Sì, infatti a me ieri non mi è arrivato niente, né una cartoligna, un postal market, una spesa condominiale. E invece poi oggi mi sono arrivati tutti insieme di colpo, come una catapulta. Sì, e ora siamo qui con l'onorevole Farabutti. Onorevole, che cosa vuole dire agli italiani? Che è tutto a posto. Ieri è stato un giorno come tutti gli altri. Abbiamo rubato, abbiamo corrotto, abbiamo evaso le tasse e concusso. Benissimo, onorevole. Adesso sicuramente i cittadini italiani saranno più tranquilli. Ed io, senza falsa modestia, ho anche approfittato di un trans. Ben fatto, onorevole. Allora, da Salvo Errori è tutto. A te la linea, Mario. Sì, Mario, sono a Sydney. Sì, Mario, sono a Sydney. E ora ci colleghiamo col nostro Amarino Mallo che si trova a Sydney. Amarino, riesci a sentirmi? Sì, Mario, sono a Singapore. Ai, allora niente, Amarino, credevamo fossi a Sydney. Sì, Mario, sì, sono proprio qui a Siviglia. E vabbè, oggi non è giornata. E ora passiamo... Cos'è sta roba? Ragazzi. Oh. Scusi, ma lei mastica? Sì, quando ho tempo. Scusi, ma sono incinta? Io non vorrei rovinare il suo sogno di maternità, signorina, ma io qua vedo un polpettone.
intero, tra l'altro. È maschio o femmina? Ma non ha capito, qua non si tratta di maschio o femmina, qua si tratta di un polpettone. Guardi, è ancora incartato, c'è anche il codice a barre. Ma non c'è un problema col macchinario? Polpettone. E allora come la spiega questa pancia? Consistente quantità di lardo che avvolge l'addome. Ma come si permette di offendere una donna incinta? Ma la donna portare le tremaguare! Signorina, dove va? Si copra, per amor del cielo! Vai con i fogli, vai con le carte. Michelangelo, non preoccuparti, tutto si aggiusterà. Ci sono qua io, tutto si aggiusterà. Ma cosa stai dicendo? No, perché ha detto Mario di starti vicino, per il secondo livello. Ah, sì, bravo, grazie, grazie. Ma tu sai qual è il terzo livello? No, queste cose chiedile a Mario, A me. Comunque, pensa a chi sta peggio. Credi pure nel domani. Portate qualcosa per... E ora la nostra rubrica di cucina con Anna Ciccia. Oh, buongiorno Mario e buongiorno a tutti. Oggi faremo una ricetta molto semplice che possono fare tutti. Allora, si chiama il panino col prosciutto. Prendete un panino, come questo, lo tagliate a metà in due parti uguali. Io l'ho già fatto per motivi di tempi televisivi. Poi ci mettete il prosciuttino dentro, così come sto facendo. Questo è una bella Lo ricetta. dividete. Zitto! E chi si è visto, si è visto. Ma detto! Devi tagliare il prosciutto a metà e poi ci metti il panino dentro. Ma che dici? Il pane ci metti al prosciutto te metti. Questo è lo pane e questo è il prosciutto. A metà il prosciutto. Ma come il panino dentro. Come faccio a tagliare il prosciutto? A metaglio, così. A metaglio, così, a metaglio. Ma fai piano! E ci metti il panino dentro. Uno e... Pavellino. E io che cazzo mi mangio? Catanzaro. E per questo? E allora dai. No, aspetta, no, non è così, non è. Queste erano le estrazioni del metodo. Vabbè, ma mi faccio il risotto, va. La ricerca medica continua a far passi da gigante, ma le malattie le tengono testa e si evolvono continuamente. Ce ne parla Ippolito Germer. Come si tolgono le unghie incallite? L'ammasso di verruche è curabile? E il catarro che cosa vuole da noi? Queste ve le rispondete voi. Noi invece oggi parleremo di una patologia molto grave e lo faremo con il signor Giorgio Poveracci. Buongiorno Ippolito. Vuole spiegare al mondo in cosa consiste la sua patologia? Io soffro di attacchi di pane purtroppo. Attacchi di pane? E cosa vuol dire? Che ogni tanto mi colpiscono dei pani. Aia. Vede, signore, come faccio? Non ci posso fare niente. È più forte di me. È una cosa brutta, veramente. Guarda, madonna mia. Ma le capita spesso? Quando le succede di norma? Quando sono emozionato o agitato come ora. Aia. Niente, vede, non riesce, è più forte, niente. non ci riesco, è più forte di me. Vediamo un contributo della sua vita, allora. Il numero di Paolo Bonanima è misteriosamente irraggiungibile. Carolina, dov'è Paolo? Dov'è Paolo? Non gli prende più il telefono, ho provato a chiamarlo. Che c'hai? L'hanno buttato via. L'hanno preso? Sì. L'hanno rapito? Chi l'ha rapito? I truppi. Tutti quella gente che si mettono insieme e se l'hanno buttato via. Carolina, adesso devo tornare in diretta. Cerca di stare tranquilla. Io sto qua. Fatti vedere.
Abbiamo visto come la sua vita, signor Poveracci, è stata terribilmente segnata da questa patologia. Ma adesso, grazie ai laboratori Micidial, abbiamo trovato una soluzione che le cambierà la vita. Ma veramente? Facciamo entrare i morti di fame. Ecco qua. Chi sono questi? Dio mio, chi sono? Grazie alla loro fame arretrata, questi 3 straccioni la proteggeranno e la seguiranno giorno e notte. E se mangeranno tutti i pani che le arriveranno. Ma adesso dove le metto? A casa è piccolo, su un piccolo monolocale. Questi adesso sono fatti suoi. Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti. Pure a me mi è arrivato il pane, non ho capito come mai. E ora la nostra rubrica Il morto del giorno in HD. Oscar Carogna. Oscar, ci sei? Sì, Mario, grazie, ti sento molto vicino. Mi trovo qui a Mazzolate sul Cranio, dove proprio questa notte si è consacrato un efferato omicidio a sangue fresco. Ma facciamo partire subito il filmazzo. Esco a comprare le bacchette fumanti. Queste le ultime parole alla moglie di Pierpaggio Gaglioffi, un apicoltore di 38 anni che aveva da poco smesso di non fumare. Ma non è stato il tabacco a stroncare la vita di Pierpaggio, bensì un feroce quanto provvidenziale assassino, che lo ha trafitto con ben 8 coltelli mentre stava ritirando il resto al distributore di bacchette fumanti. Io ho visto tutto perché ero andato a fare la pisciarella sugli alberi, che c'ho il wafer rosturato a casa. E poi ho visto sto signore che stava al distributore di bacchette fumanti. Poi è arrivato uno da dietro che l'è zombata addosso e l'ha infilzato come una catapulta. L'ha fatto così, la catapulta. La notizia dell'assassinio si è sparsa in brevissimo tempo e da questa mattina la tabaccheria è meta di pellegrinaggio di centinaia di nulla facenti curiosoni giunti da tutta Italia. Ecco, tutti si chiedono se è lei il fortunato assassino. No, magari fossi stato io, Però fa niente. Noi siamo contenti lo stesso, vero ragazzi? Su che la vita le belle! E ora, Mario, siamo qui con la signora Gaglioffi, la moglie del corpo morto. Signora, se la sognava così la morte di suo marito? O avrebbe preferito che fosse stato investito da una betoniera? O consumato da una lunga malattia? O avrebbe voluto ammazzarlo con le maniche sue, signora? Niente, la signora piange forse di giubilo e allora noi lo chiediamo a voi con il nostro sondaggine. Come avrebbe preferito che morisse suo marito, la signora Gaglioffi? Investito da una betoniera? Consumato da una lunga malattia? O ucciso con le sue stesse mani? Manda un SMS all'845 40 40 e riceverai in regalo l'esclusiva suoneria delle bacchette fumanti. Da Mazzolate sul Cranio è tutto, a te la linea, Mario. Signora, su con la morte, dai. E ora una grande esclusiva del nostro TG, abbiamo qui con noi ospite l'uomo responsabile dell'omicidio che avete appena visto, il signor Dossiga. Buongiorno. Buongiorno Mario. Senta, che cosa l'ha spinta a compiere un omicidio così efferato con ben 8 coltelli, che di solito sono 8 coltellate? Beh, devo dirle che era un'idea che accarezzavo da tempo. Diciamo che era un po' il mio sogno nel cassetto. Senta, a questo proposito, c'è qualcosa che lei si sente di dire ai giovani che magari hanno un sogno, un obiettivo da realizzare? Non smettete mai di crederci. Siate affamati, siate folli e potrete realizzare qualsiasi cosa. Progetti per il futuro? Beh, come prima cosa spero di farmi come minimo un mesetto di carcere. Poi ci sarà il processo, un libro, le ospitate in TV, un film tratto dal libro, un libro tratto dal film e poi vedremo col mio agente. Ah, eccolo qua, agente di custodia, agente di spettacolo. Sì. Beh, magari ci potrebbe essere spazio per un sequel. Un sequel del film? No, un sequel dell'omicidio. Ah, dell'omicidio. Un altro omicidio nel caso la popolarità dovesse scendere. Perfetto, allora io le faccio in bocca al lupo per il carcere e per gli omicidi futuri. Complimenti. E noi ci fermiamo qui col telegiornale, io vi do appuntamento... Mario, ti disturbo?
Ma che cosa fai? Che cosa fai? Chiedo scusa, scusatemi. No, perché siccome ti volevo chiedere qual è il terzo livello, perché i primi 2 li ho passati, però Michelangelo ha detto che devo chiedere a te. Chiedo di nuovo perdono, scusa. Il terzo livello è che te ne devi andare a quel paese, dritto per dritto. Oh. Scusatemi, e io vi do appuntamento a domani. Buona giornata. Scusa, Io Mario. t'ammazzo! Dove sei? Mario, tranquillo, tranquillo. Ma che cazzo fai, Niki? Scusa. Mi eri apparso all'improvviso. In diretta, mi rovini il telegiornale! Io? Eh sì, già siamo nella merda, me lo mandi in onda! Ma non te lo mando in onda io, dai. Senti, io abbandono oggi di nuovo, un'altra volta, oggi No, abbandono. no, Mario. Me ne vado. Mario. No, me ne vado. Dai, stai buono. Me ne vado. Che cazzo devo fare qua? Ma dove? Quello è diventato il proprietario del mondo. Mi mette gli sponsor, il fumo, Ciao. Mario, dai, Mario. Signorina, mi scusi, ma qua non si può vomitare. Cioè, non è per lei, capito? È che se io faccio vomitare lei, poi vengono tutti quanti qua a vomitare.